Giardiniere Gianfranco Cattaneo. Buongiorno maestro, benvenuto. Buongiorno, ecco, iniziamo subito, il tempo sfugge. Ecco, praticamente volevo fare un appello a tutti. Ecco, quando voi dovete rifare le vostre piantagioni nelle cassettine, nelle ciotole, come ogni anno ripeto, e poi difatti lo dico anche perché io vedo in questi giorni da noi arrivano con le cassette sia di plastica, di terra, di cotto, di roba, con i vasi per piantare. Ecco, questo è ok, perché loro danno fiducia a noi, almeno voi le fate bene, piantate bene, ok. Ecco, però c'è da dire anche questo, che quando voi portate queste cassette, questi vasi, questi contenitori, queste ciotolone o ciotole che siano, ecco, dovete anche avere un po' il riguardo di pulirle. Ecco, perché non è tanto l'estetica, pulizia, okay, ma è un fatto di sanità del contenitore, perché noi dobbiamo mettere a dimora delle piante nuove, belle, ok, che però non è detto che questi contenitori siano intaccati in precedenza da forme di fungini o meno, per cui o da virus o batteri che siano della natura, e per cui dovete avere anche il coraggio di prendere una spazzola, prendete, non so, dell'ipoclorito di sodio o del sapone di Marsiglia o anche del bicarbonato, ok, ma e lavatele, pulitele, ecco, primo anche per l'estetica, ecco, la parte esterna, e poi anche per la tranquillità, perché noi del settore non possiamo metterci noi a pulire le cose degli altri. Ecco, noi lo facciamo, però dopo va magari a danno nostro domani il fatto che c'è una cattiva riuscita. Ecco, quello innanzitutto. Allora, vuotate sempre tutti i contenitori, la terra lì magari, non so, buttatela nel giardino, sotto una siepe, sotto dove capita, nei vasoni dove la terra è seduta. Ecco, allora lavate bene tutti i contenuti. Difatti le normative attuali anche per il livello produttivo, ecco, che c'è state le nuove normative, le nuove iscrizioni per l'autorizzazione alla produzione, ci condizionano anche in quello che noi dobbiamo sempre utilizzare dei contenitori nuovi. Se per caso noi produttori avessimo delle quantità in casa o di vasi che usiamo, che quando sapete magari arrivano le piantine del 10, noi dopo dobbiamo mettere a dimora in un vaso più grande, del 14, meno. Logicamente noi abbiamo lì migliaia di questi vasettini, ecco, che in teoria non potrebbero essere riutilizzati, però ci danno la possibilità, se noi li sterilizziamo, li laviamo o li mettiamo in contenitori o con delle idropulitrici, o che di poterle essere riutilizzate. Ecco, per cui vedete c'è già questa normativa europea, chiamiamola. Ecco, per cui anche voi cercate di dare l'habitat alle vostre piante che sia sano, quella è la cosa basilare. Ecco, dopodiché, ok, terra buona, piante giuste, piante belle, piante certificate, ecco, e voi avete degli ottimi risultati. Ecco, questa è la cosa, è un appello che faccio a tutti, perché vedo che molta gente proprio prendono, quando finita la stagione, le cassette le buttano là dove capita o fuori o dentro, ecco, e dopo, vabbè, lasciamo perdere. Ecco, andiamo oltre. Ecco, l'altro discorso è quello che adesso è questa fase di continuità nell'allestimento del bello del vostro ambiente, del vostro habitat. Ecco, logicamente sempre con scelte di piante appropriate. Anche lì più delle volte noi stiamo tante volte diciamo che i suggerimenti di venire a chiedere, che però più delle volte la gente oggi è super abituata ai grandi ambienti di vendita, vanno lì, prendono quello che gli capita e la gente trova un indirizzo, si forma una mentalità in base a quello che vedono in questi ambienti, ecco, e non sanno giudicare se la piantina è
di giuste dimensioni, di giusta fattezza, se è bella, robusta di partenza, ok? Più delle volte noi che abbiamo la merce curatissima, cioè per come fattezza, come spaziatura anche da pianta a pianta, ok? La gente dice, ma questa è troppo cresciuta, oh ma questa è troppo fiorita, oh ma questa è... Io glielo dico subito, perché voi siete abituati, andate a comprarle in quei posti dove trovate la roba che soddisfi le vostre esigenze, perché vedo di quella roba in giro, non so, aromatiche o che vasoni del 14 con dentro un filino di pianta o delle piantine tenere che dopo, ecco, adesso ho la soddisfazione che tutti ad esempio ritornano a comprare il basilico, arrivano a comprare, oh mi dia il suo basilico, che dura, ecco. Perché l'ha già piantato, quante volte l'ha piantato e è sempre morto, allora guardi i soldi che ha buttato via, ha creduto di risparmiare qualcosa, ecco, vedete, bisogna rispettare le stagioni e io tante volte sono andato e ripeto, zucche e meloni quando è la sua stagione, zucche e meloni quando è la sua stagione, andiamo all'antica, ritorniamo a, ecco, le norme, anche gli scritti, questi brochure, questi libretti lo dicono chiaro e tondo su quanti articoli anche di verdure, di semi o che vanno messi a dimora quando la terra ha determinate temperature minime e ci sono dei dettagli specifici, ad esempio, non so, prendiamo le carote, la temperatura potrebbe essere dagli 8 gradi ai 23 gradi la temperatura. Ad esempio ci sono delle varietà di piante, ad esempio l'anguria necessita dai 20 ai 30 gradi di temperatura. Ecco, queste sono le temperature ideali e ci sono delle tabelle, delle specifiche ben precise, ad esempio i piselli che vengono anche messi a dimora in autunno, d'inverno, che sono dormienti sottoterra, le temperature ideali, cioè ottimali, chiamiamole, sono dagli 8 ai 24 gradi. Ecco, non so, la rucola selvatica, la temperatura ideale è dai 10 ai 25 gradi, il sedano dai 16 ai 21 gradi. Ecco, la zucca ad esempio dai 20 ai 35 gradi, ecco, per cui tante volte questa mania di correre, di mettere giù perché è uscito un po' di sole, ma non fa testo, perché noi abbiamo ancora adesso delle giornate di giorno quando il sole picchia, la temperatura si sta bene discreta, però di notte si sfredda, la terra è fredda, ci sono poi in base anche al tipo di terreno, quando i terreni sono freddi non dovete correre perché non guadagnate nulla, anzi perdete, perché gli stress che subiscono questi semi, queste piantine, queste cose, mettendole a dimora in un habitat che non è l'ideale, ecco cosa fa? La vegetazione si ferma, abbruttisce, ok? Dopo si ferma e c'è una perdita di tempo, ecco, mentre se voi provate dopo, mettete a dimora la stessa pianta, la stessa varietà un mese dopo, vedete che viene forse prima che non quella che avete piantato allora e si è stressata per il fattore ambientale, il fattore climatico, il fattore del terreno, ok? Ecco. Poi altre cose, molte, ad esempio, sempre stando nell'argomento dell'orto, ecco, molte varietà, ad esempio come i fagioli, ok? Ecco, necessitano di una terra in profondità che sia ben lavorata, bella friabile, ecco, perché queste emettono delle radici tenerissime, ecco, per cui ne soffrono, difatti si chiamano piante, gli dicono un termine, apparato radicale gentile. Ecco, gentile perché è molto tenero, per cui hanno bisogno di una lavorazione profonda i terreni, bella friabile, però allo stesso tempo, come ho sempre ripetuto, stiamo attenti. Ecco, l'ideale sarebbe la vangatura negli orti piccoli, come ho sempre detto, una bella vanga, mandarla a fonda, fare le fettine molto sottili, girare bene il terreno, sminuzzarlo, se le vangature sono fatte tardi, man mano che voi girate, aprite il solco, sminuzzate con la vanga, mentre l'ideale sarebbe appunto, come dicevo, di vangare a fine autunno e lasciare tutto l'inverno a sfiorire il terreno che diventa bel soffice, avete una terra molto friabile, ecco, è importantissimo anche quello, voi potete ottenere dei risultati sempre migliori, ecco, in base anche alla lavorazione del terreno. Poi, come ho sempre detto,
detto che con mai, se lavorate il terreno oggi piantate dopo qualche ora. Ecco, se lavorate il terreno oggi lasciate qualche giorno a riposo il terreno, dove c'è tutta una ripresa di fattori, di microorganismi nel terreno o meno, ecco, e praticamente i risultati si hanno anche in quello. Poi giuste concimazioni, anche lì le concimazioni, installatici, non stallatici, quanta gente li butta, ma se li buttati dentro in profondità con il dilavamento del terreno, che ecco, ora che la radice va a raggiungere lo stallatico deve fare magari 20-30 centimetri perché nel frattempo cioè l'effetto, la bontà, la qualità, l'alimento di questi dadi va sempre al basso, va sempre sotto. Ecco, per cui quando avete in conto è il letame, una roba, quello, il letame, il letaminio, che anche lì devono essere ben maturi, perché tante volte la pollina fresca, roba di pollaio, che non è sempre un bene, è sempre meglio che sia ben fermentata, ben invecchiata deve essere. Ecco, oppure il letame, logicamente anche lì c'è del letame più o meno fresco, allora quello ok, lo si va anche in profondità per umizzare il terreno, per avere un terreno migliore nel futuro. Ecco, però quando invece non usate tutte queste, ma comprate gli stallacci, che questi dovete usarli. Maestro? Sì. Sono purtroppo costretto a chiederle la linea qualche istante prima del termine consueto della trasmissione, perché in questo momento sta parlando il ministro dell'Interno Angelino Alfano e quindi daremo la linea alla Camera dei Deputati. Sì, allora ci salutiamo. Sì, l'invito era veramente a chiudere e poi darci appuntamento la settimana prossima. La settimana prossima, allora un saluto a tutti i nostri radioascoltatori. Avete ascoltato Padania Verde. E come anticipato, allora andiamo alla Camera dei Deputati.